L'armatore veneziano della Mare Jonio Beppe Caccia, 54 anni, che insieme ad altri attivisti ha dato vita a Mediterranea, organizzazione che ha lo scopo di salvare i naufraghi in mare, contro la minaccia del governo italiano di sbarcare le attrezzature di soccorso a bordo o scatta l'arresto. Noi, dice Caccia, siamo già pronti a salpare, così nel pomeriggio insieme al suo equipaggio con il comandante capomissione Malosu, poco prima di rilasciarci questa intervista. Il nostro governo probabilmente non vuole che nessuna nave battente bandiera italiana sia certificata per il servizio di soccorso, cosa che invece ci è stata riconosciuta dal registro italiano navale. L'ordine e l'intimidazione del governo sono arrivati all'esito della visita ispettiva condotta dalle autorità marittime italiane a bordo della nostra Mare Jonio, specifica Caccia, ricordando come la Mare Jonio sia l'unica appunto della flotta civile di soccorso battente la bandiera del nostro paese. La nave Mare Jonio di Mediterranea Heavy Humans è pronta a partire. Abbiamo subito una lunga e accurata ispezione da parte della Capitaneria di Porto e abbiamo rinnovato tutti i certificati che da sempre la Mare Jonio possiede. Ad oggi però ci è negato il certificato di salvataggio, la certificazione relativa al salvataggio, ma è un volere politico questo, non è un problema tecnico della nave. A nulla è valsa la minaccia dell'arresto fino a 3 mesi di reclusione con le relative sanzioni pecuniarie in barba ai problemi burocratici cui sarebbe stata ancora una volta negata la certificazione come nave da salvataggio rescue. Il soccorso civile in mare della Mediterranea continua, conclude Caccia, per il tramite della sua portavoce. Dall'inizio dell'anno, da gennaio del 2023, abbiamo più di 2300 morti nel nostro mare. E invece di chiedere a tutte le imbarcazioni che navigano nelle acque del Mediterraneo centrale di dotarsi di maggiori dotazioni di sicurezza, a noi viene imposto di sbarcarle. Lo troviamo veramente vergognoso e un oltraggio alla vita umana.